Io adesso vorrei dare la parola al dottor Cesare Lasena, profondo conoscitore della natura della vostra regione, botanico dei sistemi naturali alpini, soprattutto della flora alpina, e con un passato anche di esperienza come presidente di un parco nazionale. Ecco, vorrei chiedere a Cesare come vede questa legge, anche a lui, e soprattutto se riesce in poche parole a dirci qual è lo stato di salute dei sistemi naturali principali che caratterizzano la bioregione in cui è inserita il Veneto. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e di questa opportunità. Condivido in larga massima quanto è stato finora affermato e rispondere però alla domanda dell'amico, a suo tempo collega come presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Enzo Valbonesi, nonché di Federparchi. È difficile in due parole. Io ho già inviato qualche indicazione, qualche considerazione e qui, se mi permette, oggi rappresento in qualche modo anche il gruppo nazionale di San Rossore che si sta interessando al dibattito non solo sui parchi e le aree protette, ma di tutto il governo del territorio. Diciamo che posso limitarmi ad alcuni spunti essenziali, perché altrimenti andremo veramente per le lunghe. Diciamo che l'impostazione di base è sicuramente valida, è stata apprezzata, questo è il pensiero anche di altri componenti del gruppo. Quindi complimenti per questa iniziativa, è stato giustamente sottolineato che in un momento in cui pochi si stanno occupando di ambienti, di parchi, di governo del territorio, è una iniziativa comunque lodevole. Naturalmente a livello di dettaglio tecnico, ecco, trascuro comma per comma, articolo per articolo, qualcosa di aggiustabile penso che ci sia, questo è lo spirito. Ad esempio una migliore definizione tra il ruolo del comitato scientifico e quello della consulta per evitare delle commissioni. Io sono largamente favorevole, venendo da un'estrazione rurale, faccio ancora adesso, non mi vergogno, ecco, il contadino, nel senso che la verdura, le patate, i fagioli, tra cui anche quelli di Lamont, non per fare pubblicità, mia moglie è di Lamont, io lo faccio volentieri, e al di là dell'annata dello scorso anno che è stata disastrosa, tutta la serie di problemi, quindi sfondate porte aperte con me quando si parla, ecco, di agricoltura. Naturalmente credo sia condiviso dalla maggioranza, spero dalla totalità, che deve trattarsi non dell'agricoltura classica di tipo industriale, ma di quella sostenibile, evidentemente anche aperta a nuove frontiere. Io quest'anno voglio sperimentare anche su una piccola zona l'agricoltura sinergica, mi farò aiutare, posso permettermelo, non sono un agricoltore a tempo pieno che deve far quadrare subito i conti, ma per dire che esiste secondo me la sensibilità affinché questo tema, che è veramente centrale, occupi il ruolo che merita. Quindi benvengano tutte queste indicazioni. Io tra l'altro ho dato anche un contributo che mi è stato chiesto dalla Regione nell'ambito del PTRC, l'ho ampiamente condiviso con il personale tecnico che si è occupato anche del settore dell'agricoltura, specialmente di montagna, evidentemente. Però poi queste raccomandazioni, questi principi, quando sono passati alla fase politica, sono andati a finire, diciamo, relegati come allegati di scarso rilievo, di scarsa importanza, cose che succedono abbastanza frequentemente. Nessuno le ha contestate, non è stato detto che non siano validi i principi, però diciamo che sono state semplicemente messe a parte. Direi che c'è molto da lavorare quindi in questa direzione per recuperare questa centralità. La biodiversità, mi è stato chiesto a che punto sono i sistemi naturali. Sono in sofferenza, nessun dubbio, purtroppo. Naturalmente una differenza tra montagna che si salva di più, uso sempre questo termine, la montagna
è l'ultima spiaggia per quanto riguarda la biodiversità. Tornando all'agricoltura, esemplifico, mentre in montagna abbiamo bisogno di recuperare il valore dell'agricoltura di montagna, di terreni abbandonati, in pianura probabilmente invece bisogna lavorare in una direzione diversa, che è quella di favorire la riconversione, la rinaturalizzazione, quindi boschi planiziali, siepi, rete ecologica. Diciamo che dovrei farla troppo lunga entrando nei dettagli tecnici, ma è un settore nel quale sicuramente possiamo lavorare, anche perché non c'è alternativa. Cioè, se vogliamo un futuro del nostro pianeta, non solo della nostra nazione, che sia adeguato, che apra ancora la speranza al mondo del lavoro, ai giovani, che sono i temi reali, dobbiamo oggettivamente cambiare direzione. Se non cambiamo direzione, le chiacchiere servono a poco. E a questo proposito, proprio l'Italia e il Veneto, in misura direi molto speciale e particolare, è un mix di natura e cultura, che sono delle invarianti, che sono il nostro futuro sul quale investire. Stiamo vedendo tutti nel bellunese cosa succede. Giusto che ci siano le attività produttive, perfetto, le fabbriche, però se sono limitate a quello cosa si fa? Una volta che negli altri paesi si produce a costi molto inferiori, vediamo tutti gli effetti della crisi che si stanno manifestando. Evidentemente questo va sostenuto anche da principi di natura etica, da giustizia, solidarietà, perché altrimenti rischiamo di non andare da nessuna parte. Ecco, siamo di fronte a una nuova sfida, ne siamo consapevoli, secondo me esistono oggi più che mai, ed è quindi lodevole questa iniziativa di riportare al centro dell'attenzione il governo del territorio, anche mediante il discorso aree protette, siti Natura 2000, è troppo centrale, è vitale e non può essere marginalizzato e settorializzato. Finora ci si è accontentati, questo riguarda anche le associazioni ambientaliste, evidentemente, di una linea molto marginale. Dateci questo che a questo ci pensiamo noi. No, deve essere integrato perfettamente nei vari schemi dell'economia, per cui tutte le iniziative di carattere trasversale che pongono al centro dell'attenzione il governo del territorio ben vengano, devono essere viste con simpatia. Io mi occupo della rete Natura 2000, sto contribuendo come esperto responsabile della regione biogeografica alpina a determinare qual è lo status, il trend dei diversi tipi di habitat considerati nella direttiva 92/43 che il Ministero dell'Ambiente poi trasmetterà a Bruxelles. E quindi ho avuto occasione di vedere anche lo stato in cui sono messe le regioni. Ecco, le regioni si devono secondo me attrezzare di più e anche il Veneto, se ci crede, deve investire qualcosa in termini di personale, perché non è possibile che io cerchi di tanto in tanto di tamponare qualche falla nel tenere qualche interlocuzione a livello tecnico anche con rappresentanti del Ministero che alla fine vengono a chiedere a me allora cosa possiamo fare con quell'habitat, perché c'è troppa poca gente che ha le competenze sufficienti per trattare di questi temi. E quindi direi che devo veramente concludere, mi auguro che questo rappresenti l'inizio di un percorso, non certamente la fine e la conclusione. Siamo consapevoli che è necessario ampliare la rete e continuare a proporre sempre di più la centralità di queste questioni. Se poi ci saranno altri elementi, altre puntualizzazioni, me le sono segnate, le aree di elevato valore naturalistico, ci sono tanti aspetti che meriterebbero delle chiose. Però ritengo che per quello che è stato il dibattito oggi possa essere sufficiente. Grazie.